Dai. Buongiorno Italia, siamo alla ricerca del musso, che dobbiamo andare a salutare il musso, però ora camper che si sono aggiunti anche qua. Solo noi quanti siamo? 9 camper, 8? Sì, non doveva essere un raduno, doveva essere una roba proprio così un weekend tra noi altri, ma alla fine, porca miseria. Io addirittura ho avuto venirmi in braccio. Eh beh sì, vedi Italia, d'altronde cioè noi ci, tra virgolette, lamentiamo che abbiamo le spiagge vuote dai nostri posti, però effettivamente i posti di montagna, ma non solo tramonti, le pozze smeraldine che abbiamo visto, eccetera, risultano sempre iper affollati e effettivamente lo puoi vedere, insomma. Ma oggi non lavoriamo per l'Istat, oggi andiamo a vedere il mussetto. Il mussetto significa asinello. No, Italia, no, non c'è. Non c'è, sono andati a fare una passeggiata, che peccato. Guarda, questo era il sentiero che avevamo fatto quella volta in mezzo al wild. Peccato perché potevamo conoscere Fiocco. No, ma Italia è fighissima la storia. Praticamente sti ragazzi vengono qua col pick up, il zucchino, il cane, hanno il recinto mobile, quindi che così l'asinello può stare tranquillo, brucare le sue cose, e dormono in tenda. Veramente bellissima, bellissima sta roba, numero uno. Vuoi fare giro? Andiamo a fare giro. E oggi apriamo la rubrica nel wild in Savatee, in Ciabatine. E per la rubrica edifici abbandonati, le puntine del mondo ti fa vedere il campeggio abbandonato. Hai mai visto un campeggio abbandonato? No, quindi fa figo. Noite chegar, com você quero estar. Sem destino, deixa esse amor nos levar. Sì, i passaggi purtroppo mi ricordo anch'io, li hanno chiusi, cioè no, non è che li hanno chiusi. La natura li ha chiusi. Esatto, la natura li ha chiusi. L'avevo fatto in bici una volta, bellissimo, col CP siamo andati avanti e vedi tutto quel che vedi è quello che vedrai, nel senso che c'era proprio wild totale, non c'erano lampioni, non c'erano casette, non c'era niente di niente, era molto molto bello. Livre assim, nosso amor vem de outro mundo. É melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. Nossos olhos se encontram, nossas bocas se tocam. O tempo voa quando estou com você. E essa sede de viver, sonhar e acordar com você. E um só corpo que nos envolve em prazer. Oh, guarda che differenza cromatica tra l'acqua ferma con le alghe e l'acqua in fondo che è più smeraldina, azzurra, forte. Cioè crea questo arcobaleno, no? Di ocra e di blu che è simpatico. De outro mundo, é melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. Baby, my heart will love desire for you. Dopo non me la ricordo più. Comunque, Yuri, guarda che quella lì per fare la pizza, il Casanova, questo per fare la pizza, è spaziale. Sì. Non l'ho provata. Prima volta l'ho provata col mangiare del cane. Ma no in bocca, dai! Tu possiamo avuto limonare. Senti un calitino il CP? È un termosiccone il CP, guarda. Secondo me qua dentro gli altri è un freddo, qua c'è 30 gradi. Il cane scalda, il pulmino non butta fuori il caldo perché è coibentato e mi fa la stufetta. Che c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ti metti col musetto sotto lì? Le whisky? Cosa? Come Amy? Non arrabbiare per niente,
Sì, sbadigli da stress. Can stressato. I cani moderni è così. Che vita grama. Vem de outro mundo, é melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. Nosso amor vem de outro mundo, é melhor quando estamos juntos. Sente seu corpo livre assim. E magna caca di Giovanni, hai finito? Ma cos'è? 2 torte? Giovanni che esagerati! Fagli vedere le torte a Yuri nel video, va? Che così le vede. Ecco i lamponi. Che arriva un po' di ragazzi. verdura, basta. Esatto, perché ecco diceva che a Pusso non mangiava. Cioè perché Anch'io. Ma dai ragazzi, un po' di avventura, mannaggia! Ma che bella spiaggettina qua, giudicata! No, c'è il torrente in piena, no, l'Emmy no. Emmy, vieni qui! Perché è un cane suicida purtroppo. 10 su 10 che lei va là dentro. Questa. Emmy, vieni qui! Non era quello, è troppo grande! Ma no! Non era quello! Ma non era neanche quello il sasso! Lei deve prendere i sassi enormi, guardala, guardala! Guarda che è profonda lì. Stai qui. Otang, je dansais comme Otang, cha 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 cha, je dansais comme Otang, je dansais comme Otang, cha 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 cha, je dansais comme Otang. Laissez-moi comme ça, tous les webobos c'est Santa Lucia. Laissez-moi comme ça, tous les webobos c'est Santa Lucia. Peñarico Pouy, j'aime ma Vanessa, le genre les fleuret, est-ce que tu connais ça? Je tape le Mutumba, est-ce que tu connais ça? J'habite à Forêt-Bas, là-bas tu connais pas. Putain, que tu sais, à digérer ma secteur. Et y'a n'a fait le cas, sur les qui n'en fait que rêve. We there we na for quadra, we the prayer. Everything I follow, we the prayer. One day, le driver va payer. One day, le bandit va donner. One day, le driver va payer. One day, le bandit va donner. Tu peux danser comme moi. Tu peux danser comme moi. Tu peux danser comme moi. L'Italia, siamo in partenza, bellissimo, sta arrivando anche il temporale, quindi proprio una roba incredibile. Abbiamo trovato un tempo fantastico, incredibile.
E adesso basta, siamo partiti. Quindi Michele, vedi, ogni volta ci tiri il pacco e ti perdi le giornate faighe. Dighe Zoe, dighe a Michele, dighe Michele, brutto teston, dighe, most brava. Michele, ecco, messaggio dalla Zoe. Partenza Italia che arriva brutto. Cosa ha combinato? Perché si è fermato? Ah, mi ha aspettato, che gentile. I got bruises for eyes, guess I sleep when I'm dead. All my friends are all worried, cause of things that I've said. But I'm not gonna listen, just drowning them out, cause I do what I want. Ciao Lenny, sei venuto a trovarmi? Cara, vuoi andare a vedere se c'era cibo? Non c'è cibo, cane bello, non c'è ancora. Beh Lenny, è il gatto, è gatto, è gatto, è gatto, gatto! Amy, no, non c'era il gatto, era un falso allarme, niente gatto? I got bruises for eyes, guess I sleep when I'm dead. Sì, giusto Italia, dove state andando? Singano. Allora, diciamo si ritorna alla vita normale lavorativa, no? Però oggi è domenica, quindi stanotte alcuni di noi dormiranno a Valvasone nell'area camper gratuita. Io partirò lunedì perché ho martedì vari impegni. Andiamo in quella pizzeria che veramente è rimasta dentro a tutti, ma proprio a tutti, dove fanno quella pasta al radicchio e tutte quelle paste strane al camut, di tutto e di più fanno. In più la pizza era strabuona, veramente buona. Infatti, ripeto, è rimasta dentro a tutti e tutti hanno detto dai che andiamo in quella pizzeria là, e io sì, dai. E quindi stasera andremo proprio in quella pizzeria lì. Oh, Italia, oh, va che cielo. Bello, un po' frufru, però no, i poeti dicono ceruleo, che ricordo non c'entra niente col cerume dei Rece, no, ceruleo è proprio una sorta di pastellato tenue, hai capito, riferito all'azzurro. Semplice bananale. Nota sulla sicurezza e sul buon senso. Ovviamente io quando guido, ringrazio la GoPro che mi regala ste robe, perché non sto a mirare, a inquadrare eccetera, no? Quindi io vedo qualcosa di bello, sto concentrato sulla guida, no? E butto a caso la GoPro più o meno verso quella parte là. Poi la GoPro, che ha una buona stabilizzazione e una buona regolazione delle luci, degli effetti e tutte quelle monate là, rende tutti questi bei paesaggi. Però non è che sto lì a dedicarmici, hai capito? Lo faccio ovviamente in quelle situazioni in cui avere due mani sul volante o una sola non cambierebbe nulla, tipo ad esempio quella volta a Valdobbiadene non ti ho fatto i video perché lì non era possibile, cioè là proprio dovevo avere due mani nel volante perché le strade erano proprio molto strette e c'erano molte curve, quindi non potevo fare con una mano e quindi non potevo riprendere. Diverso è magari quando l'attacco nel suo portapiccio, allora lì sì, hai tutte e due le mani libere, lei riprende, però ti riprende solo la parte dritta. Hai qualcosa di bello, dici non so, guarda là, così te lo perdi, no? Hai capito? Sciogli le trecce ai cavalli, tutta la notte sei bella, ogni tanto puzzi da stalla, però vabbè. Italia, c'è un'umidità pazzesca, ho appena fatto la doccia prima di partire, dai mosca! E sono qua che grondo di sudore, in più appunto ti si attaccano anche le mosche, mamma mia, oggi è proprio una giornata, climaticamente parlando ovviamente. Beh, tra l'altro, scusa, andiamo là in area camper di Valvasone, tac, che mi attacco il dehumidificatore, porco cane. Italia, è stato proprio un bellissimo weekend, veramente sotto qualsiasi aspetto. Mi dispiace non lo sia stato per queste persone qua, perché ogni tanto trovi gente veramente stressata che sorpassa, veramente rischia la vita proprio per guadagnare quei 10 secondi, e quindi mi dispiace che anche loro non abbiano potuto godere, usufruire di questa possibilità di rilassamento e di piacere che ci ha regalato questa nostra Italia. E il cielo è ceruleo fino a lì,
Cos'è quella roba là? Quelle tre torrette là a sinistra? Fammi vedere, Italia. Cos'è Italia? Guardo anche a strada, guardati Italia, uccio. Sembravano tipo delle fornaci, no? Ah no, è quelle là, sì, ma di una vecchia fabbrica abbandonata. Ok, adesso ho visto. Prendi il vino ai taralli. Oh, guarda, base militare, guarda, divieto di filmare. Italia, non filmare qua. Italia, fa brava. Perché roba con tutte queste casette, chissà cosa sono, Perché Singano non ha fatto il militare, Singano doveva lavorare, Singano era staccanovista e quindi ha fatto finta di essere asmatico. Cos'è questa? Un'altra base militare abbandonata, ma che forte, non c'era mai passato di qua. Italia, guarda la torretta, guarda. E Pulmin si prepara, ecco Pulmin che si presta al sorpasso. No, scherzo, non sorpasso, no, sta tranquillo. Guarda signora qua vestaglia come menona, guarda, attento, guarda. Ciao signora! Perché da noi le sciorette tipiche hanno questa specie di vestaglia che usano proprio tutti i giorni, in qualsiasi contesto, eccetera, e una specie di tunica, diciamo, fina e con tutti i bottoni davanti, un po' il colletto, e tutte a fantasie di fiori e colorate, e ogni nonna dai nostre parti ha, adesso non so neanche come chiamarla, no, attraversa, a vestaglia, là, diciamo no, ci sono già camper, basta che ci siano colonnine perché io devo attaccarmi il clima, buon, a posto. Cosa ha combinato Ezio che guarda l'engine? Che ha combinato Miami? Tutta la notte sei bella! Te la ricordi st'area? Cosa hai combinato? Ti fidi a far mettere le mani a Giovanni? Ah, la lampadina? Sì. Forse anch'io? Non so dove guardare. No, una di posizione. Perché non ce l'ho neanche. Devo andarli a prendere prima o dopo Italia. E anche gli spruzzini del tergicristallo e anche i tergicristalli. Aia, guarda anche questa, sempre peggio. Qua. Mirko, niente, prima o dopo bisogna fare anche questa e questa, che do coglioni. Per verità, non costa neanche tanto. Sempre da Zanini, che ormai l'ho ribattezzato come quello delle finestre, hai capito? Veniva, cioè, costa tanto, ma non come dalle altre parti, tipo 3,50, è un finestrone enorme, Cioè, dalle altre parti 3,50 mi veniva il finestrino piccolo della cucina di Scarosso, hai capito? Mentre loro 3,50 tutto quanto, montaggio incluso e tutto quanto, quindi... Sono già entrati questi 4 disgraziati, va bene, dai, andiamo anche noi. No, non mi sembrano dentro, diciamo che abbiamo perso Marco e Ezio. Ah, guarda, c'è anche scritto nel cartello area di attesa e difatti dobbiamo attenderli là. Oh, Italia, va che è nero? No Fabio, guarda che nero il clima, è abbronzato, è riaceo, no? Guarda che nero che c'è di là. Porca miseria. Italia, sì, si pronuncia il disastro a lei, mi cara. Niente, io passo un attimo a vedere che Pulmin sia tutto chiuso e basta. Comunque siamo alla pizzeria Marasca Valvasone. Eravamo venuti apposta per l'impasto radicchio, però purtroppo non c'è l'impasto radicchio questa volta. Abbiamo preso l'impasto con grani antichi e cereali, se dovessi interessare per caso.